I piani della Regione dovrebbero passare infrastrutture cruciali per il futuro del Veneto, ma ci sono state anche polemiche. Vediamole. Mira è proprio al centro di un progetto strategico della Regione Veneto che si chiama Bilanciere, e di qua passano la Romea commerciale, la camionabile, c'è il polo logistico, Veneto City a 2 passi, quindi insomma... A Mira l'assemblea convocata dalla Regione per spiegare il nuovo piano di assetto del territorio ha fatto il pieno, nonostante l'orario lunedì mattina e il luogo una sala troppo piccola di Villa Widman. L'assessore al territorio Marino Zorzato spiega che il Veneto dopo anni di cementificazione deve cambiare strada. Se tutti dicono che turismo e cultura sono la miniera del futuro del Veneto, il paesaggio e il nostro territorio è la base su cui appoggiare queste due realtà. Il sindaco di Mira, Alvise Maniero, critica la scelta della Regione che non ha consentito ai cittadini di partecipare all'assemblea e poi entra nel merito. La logica generale è quella che ci spaventa, il fatto di puntare su opere gargantuesche dall'enorme consumo di suolo, fatte di puro cemento, che non tengono conto per esempio del rischio idrogeologico che causano o già dell'oggettivo danno che fanno nel momento in cui vengono costruite. Zorzato risponde che la Regione sta cambiando e che dà maggiore attenzione al territorio, ma i comitati che hanno protestato davanti ai cancelli sottolineano che le decisioni smentiscono le parole. L'autostrada Romea e la camionabile lungo l'idrovia sono due degli esempi. L'autostrada Romea è un'opera devastante, è un'opera imposta dall'alto che riteniamo non abbia nessuna utilità, che sia profondamente dannosa e che non consideri ipotesi alternative molto più sostenibili e anche più economiche. Idrovia ce n'è già metà, eppure si pensa alla camionabile. Eh sì, perché in realtà non hanno nessun interesse a fare un'opera che non porta voti. La camionale porta voti e accontenta i soliti signori che fanno strade su project financing. Zorzato dice di condividere alcune delle critiche e poi sottolinea: noi li invitiamo fra qualche mese a guardare le carte che approveremo e se avranno un atteggiamento costruttivo e di controllo vero probabilmente resteranno, non dico soddisfatti, ma vedranno lo sforzo che la Regione fa per un mondo che cambia, una voglia di avere un Veneto che in qualche modo si adegua. E restando a Venezia fa discutere il caso di un facchino musulmano che si sarebbe licenziato da un albergo perché era costretto a